qual è lo stato degli atti, che cosa avete portato a casa come sindacato pensionati, anche a livello unitario, per i pensionati italiani? Sì, devo dire che non abbiamo toni esaltanti ovviamente, no? Perché la situazione è una situazione molto pesante per il Paese e senza lavoro diventa complicato avere a disposizione anche tanti finanziamenti per i pensionati. Però devo dire che dopo 10 anni che ci tolgono, finalmente siamo riusciti ad ottenere dei risultati secondo noi importanti, come organizzazioni sindacali, CGIL, CISL, UIL, ma anche come sindacati dei pensionati, cioè per la prima volta portiamo a casa delle cose che si aggiungono al livello economico che abbiamo. La prima è la 14ª, nel senso che per tutti coloro che hanno già diritto alla 14ª, e sottolineo che la 14ª è uno strumento previdenziale, la si dà a coloro i quali o le quali hanno versato contributi previdenziali. Non è per i poveri, è per coloro i quali hanno lavorato nella loro vita ed è differenziata per diciamo, quantità di anni lavorati, e sono tutte quelle persone attualmente che ce l'hanno, che hanno un reddito da pensione di 750 euro. Per noi pensionati poi c'è un'altra garanzia, e che cioè dal 1° gennaio di quest'anno verrà tolta un'ingiustizia che secondo me proprio non aveva senso di esistere, e spero per tutti, il fatto cioè che ci fosse un'esenzione dalle tasse diviso per età anagrafica.